Le locali del General Filter Paese, in maglia bianca con bande blu, allenate da Virgilio Vallerini e Enrico Cremasco, schierano Anna La Fisca alzatrice, Elena Caon opposto, il capitano Alessia Segalina e Sabrina Feltrin schiacciatrici, Elisa Scantamburlo e Martina Panizzo centrali, Giulia Romano libero. Le ospiti dell'Asolo Volley, in divisa nera, allenate da Egidio Favero e Moira Fogale, giocano con Irene Dussina alzatrice, Susanna Favaro opposto, Sonia Gatto ed Emanuela Rubin schiacciatrici, Valentina Bazzacco ed Alice Andreatta centrali, Monica Marcolin libero. Il primo break è delle ospiti, che si portano avanti sul 6-3 col contrattacco vincente della Bazzacco, seguito da 2 errori del Paese. Le locali subiscono le battute aggressive delle tuttonere, non riuscendo ad attaccare con la necessaria efficacia per poter ridurre il passivo, che resta invariato fin sul 13-10. La difesa del Paese commette altri svarioni, propiziando il secondo break delle ospiti, che allungano sul 17-10 coi contrattacchi vincenti di Emanuela Rubin e Sonia Gatto, abili a sfruttare il passaggio a vuoto delle padrone di casa, troppo leggeri in prima linea e fallosi in seconda. L'esperta Segalina sorregge da sola tutto il peso dell'attacco bianco-blu, essendo praticamente nullo l'apporto delle altre compagne. Coach Vallerini decide di cambiare formazione inserendo dapprima Anna Mori per l'opposto Caon, quindi la giovanissima banda Pamela Spresian per la Feltrin. La ricezione del Paese va completamente nel pallone, semplificando di molto il compito alle tuttonere, che colpiscono a ripetizione con Andreatta e Rubin volando sul 24-13. Poi Valentina Bazzacco sigla il set point per l'Asolo con un attacco al centro che prevale sulla difesa avversaria. Nel Paese sono confermate Anna Mori e Pamela Spresian, mentre l'alzatrice Giulia Piva subentra ad Anna La Fisca. Asolo riparte con l'opposto Chiara Panazzolo per la Favaro. L'avvio della ripresa fa presumere una reazione delle locali, invece sono le tuttonere ad infilare il break portandosi avanti sul 7-3 col servizio incisivo della Bazzacco e i contrattacchi vincenti dell'ottima Gatto. Il Paese si affida alla Mori, che riesce a colpire anche da seconda linea, e alla Segalina, che ricorre alla sua esperienza andando a segno con efficaci piazzate e pallonetti. Coach Favero inserisce la banda Erika Derton per la Rubin, ma il cambio si rivela controproducente, dato che le ospiti calano visibilmente in prima linea e pasticciano in difesa subendo un parziale di 3-0 che rilancia il Paese sul 14 pari. La Rubin rientra in campo, Bazzacco e Gatto rispondono a Mori e Segalina, prolungando l'equilibrio fin sul 17 pari, quando l'ace della Piva, seguito dal contrattacco vincente della Mori, proiettano le locali sul 20-17. Le bianco-blu proseguono la loro corsa colpendo ancora col servizio punto della Segalina e con un altro contrattacco vincente della Mori, volando sul 23-18. Poi il manifuori dell'opposto numero 11 corona la buona seconda frazione del General Filter Paese, fissando il finale sul 25-19. Un set per parte, gara equilibrata fino in fondo dunque? Non proprio, dato che l'inizio del terzo parziale è a dir poco sconfortante per il Paese. La ricezione torna sui deficitari livelli iniziali, l'attacco sbaglia e non punge, il muro latita, la difesa è bucata di continuo dall'Asolo che fugge sul 10-2 con facilità irrisoria. Stiamo ritornando come il primo set, cioè subiamo la palla. Non me ne frega di subire la palla, dobbiamo costruire noi l'azione, se no non si fa avanti. Chiaro? Pungolate dal pronto intervento di coach Vallerini, le bianco-blu reagiscono riducendo il distacco sul 12-8, grazie ai contrattacchi vincenti della sedicenne Pamela Spresian, una delle più giovani del roster, sommati a quelli di Alessia Segalina, la veterana del gruppo. La rimonta però non viene completata, perché l'Asolo supera il momento critico, mentre il Paese ricomincia a sbagliare tanto, troppo, soprattutto in ricezione con Romano e Feltrin, subentrata la Spresian in palesi difficoltà. Le locali non riescono a fare il cambio palla, restando ferme a 13 punti. Asolo gioca sul velluto e colpisce anche con le centrali, servite perfettamente dall'alzatrice Dussin. Le tuttonere ipotecano il set sul 23-14 coi punti in battuta della Rubin e della valida Bazzacco. Poi il manifuori di Sonia Gatto e il muro vincente di Irene Dussin sulla Feltrin danno alle ospiti il terzo parziale. Coach Vallerini opera altri cambi. Giulia Romano viene sostituita dal secondo libero Serena Pestrin. L'alzatrice Piva subentra ad Anna La Fisca e la banda Spresian alla Feltrin. Nell'Asolo la centrale Andreatta rileva Erika Maggiotto, già entrata nel corso del set precedente.
Le ospiti ripartono determinate mantenendo il controllo del gioco e colpendo in sequenza con 2 splendidi primi tempi di Alice Andreatta col mani fuori della Rubin e con 2 attacchi vincenti della Favaro. Nuovi avvicendamenti nel paese. Anna La Fisca sostituisce Giulia Piva, quindi la Spresian lascia il posto alla Feltrin. Segalina e Mori provano a tenere in partita le biancoblù, che restano in scia fino a metà frazione. Asolo però può sempre contare su Sonia Gatto, lucida e ispirata, che mette giù anche i palloni più difficili. Le asolane premono sull'acceleratore e allungano sul 15-11 col contrattacco vincente della Rubin. Poi danno la spallata decisiva con le volitive Rubin e Bazzacco, incrementando ancora il divario sul 21-14. Alessia Segalina continua a lottare e a passare dai lati, ma le ospiti gestiscono tranquillamente l'ampio vantaggio. Nelle battute finali saltano agli occhi la compattezza di squadra e l'organizzazione di gioco delle tuttonere, che marcano gli ultimi punti con le foste vincenti di Bazzacco e Maggiotto, chiudendo agevolmente sul 25-17 il quarto set e l'incontro. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa e anche un po' in ricezione, anche se comunque la ricezione è andata meglio delle partite scorse, i fondamentali quindi abbastanza bene e niente, insomma abbiamo portato a casa 3 punti importanti che ci fanno molto piacere a questo punto del campionato, anche se siamo solo all'inizio, e speriamo di continuare così. Questa è stata la nostra quinta partita, abbiamo cominciato abbastanza bene, le prime 2 abbiamo portato a casa un punto per ogni partita e siamo una squadra molto giovane e dobbiamo impegnarci tutte al massimo. Purtroppo abbiamo avuto alcuni infortuni tra caviglie, ginocchia, mani, dolori in generale alla schiena e quindi non siamo molto fortunate, però ce la stiamo mettendo tutta e speriamo di poter avere migliori risultati al più presto. Abbiamo subito molti errori in ricezione grazie a una loro buona battuta. In più noi siamo una squadra giovane, per molti di noi è la prima esperienza in Serie C, mentre le altre erano abbastanza mature, una squadra matura, ma comunque siamo una squadra abbastanza compatta, abbiamo voglia di maturare e di migliorarci presto e speriamo di vedere dei buoni risultati con le prossime partite. Ci sono un sacco di ragazze da far crescere, che comunque arrivano in Serie C e da categorie completamente inferiori. Io sono nuova di quest'anno, capitano perché la squadra è giovane ma serviva una veterana e non so come mai hanno scelto me. E speriamo di iniziare a portare a casa qualche punto. Il campionato per noi è iniziato con tutte le squadre più forti, stiamo ancora subendo la preparazione atletica che abbiamo iniziato tardi a fare, e un gioco che comunque non è ancora omogeneo perché è tutta gente nuova che deve essere inserita, messa insieme, e quindi speriamo che via via di cominciare a crescere, di diventare più squadra e di portare a casa qualche punto, perché alla fine sono quelli che contano. Lavorare con i giovani vuol dire portare avanti una certa metodologia, soffrire agli inizi sicuramente del campionato, per poi si spera che le giovani che abbiamo scelto e che sono state scelte poi anche dalla società portino i loro frutti. E questo vuol dire lavorare con i giovani, è una cosa bella, è un progetto che mi piace, mi appassiona, ed è per questo che con il Volley Paese il progetto è interessante. Abbiamo prevalentemente ragazze 94, 93, 92, cioè è un progettino insomma da portare avanti su più tempo.